Cari amiche e cari amici della Tenda TV, siamo a Genova e siamo qui per raccontarvi la 97esima adunata nazionale degli alpini. È tutto pronto per vivere 3 giorni in cui protagoniste saranno le penne nere, con tanti appuntamenti ufficiali ma anche tanti momenti goliardici. Ovviamente noi ci concentreremo sulle penne nere vittoriesi, sugli alpini vittoriesi, e quindi vi faremo sentire tutte le voci dall'adunata di Genova. Direttamente da Genova per la 97esima adunata nazionale degli alpini, e siamo qui per iniziare il nostro reportage col presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, Maurizio Casetta. C'è da dire che questa adunata è stata funestata, il preludio, i giorni che hanno preceduto l'inizio dell'adunata sono stati un po' funestati da molte polemiche, una che ha riguardato anche molto da vicino la sezione di Vittorio Veneto e in particolare il reparto salmerie della sezione di Vittorio Veneto. Maurizio, che cos'è successo? Ma è successo niente di particolare, comunque delle incomprensioni sicuramente tra il Comune di Genova, i funzionari del Comune di Genova e il nostro reparto di rievocazione storica delle salmerie. Ci sono stati dei problemi burocratici per cui alla fine i muli non sono venuti a Genova, sono rimasti nelle loro stalle a casa loro a Vittorio Veneto. Quindi ecco, con dispiacere possiamo dire che domenica non vedremo sfilare i muli del reparto salmerie, e quindi ci sarà già l'appuntamento per l'anno prossimo, però gli sconci sfileranno. Sì, allora con molto dispiacere, perché quando passa il reparto salmerie è una festa per noi che gli precediamo, ma soprattutto per la gente che è ai lati della strada che gli applaudisce. Poi c'è da dire anche un'altra cosa: domani mattina i muli avevano un appuntamento con delle scuole elementari e medie per fare una passeggiata con il mulo, eccetera, spiegando cosa era il mulo per gli alpini, cosa serviva, eccetera. Il mulo non ci sarà, però i nostri sconci, le nostre salmerie, i nostri uomini faranno lo stesso questa lezione, purtroppo senza il quadrupede. Vabbè, insomma è andata così quest'anno, speriamo che appunto si possano superare soprattutto nel futuro queste incomprensioni. Che cosa comunque c'è da aspettarsi per queste giornate liguri? Allora io sono arrivato ieri. Abbiamo vissuto la prima notte, la prima serata in maniera egregia. Tutti i commenti negativi che si facevano su Genova, sull'ospitalità, eccetera, assolutamente non sono veritieri, o perlomeno noi non ne abbiamo incontrato, anzi siamo stati molto bene, e la cittadinanza, le persone di Genova sono state sempre molto affabili con noi. Grazie Maurizio, noi ci sentiremo questi giorni perché abbiamo iniziato ufficialmente il nostro racconto dell'adunata di Genova per la Tenda TV, ma ci sarà modo di sentire le voci degli alpini vittoriesi.